Assessore, allora, tante novità in cantiere, ce ne anticipi qualcuna, no? Stiamo lavorando alacremente, oggi qui una bella presenza il Presidente della Regione che ha voluto visionare il centro hub vaccinale di Agrigento in una struttura e con un'organizzazione con la quale si sta rispondendo alle attese degli agrigentini, un work in progress continuo. Onorevole Savarino, il dito puntato sulla chiusura dell'anello autostradale, lei insomma Assolutamente si è fatta sentire sì. in questi giorni? Noi abbiamo anche approvato un ordine del giorno sottoscritto da tutti i deputati della provincia di Agrigento, con cui chiedevamo di inserire nelle nostre proposte regionali proprio la Gela Castelvetrano, e il Presidente l'ha accolta, il Presidente Musumeci. Attendiamo che si faccia sentire anche il Presidente Draghi. Abbiamo chiesto anche l'alta velocità delle ferrovie sia su Palermo-Catania, e questo devo dire è rientrato nel recovery, che anche la Trapani, quindi Castelvetrano-Porto Empedocle come alta velocità, perché questo ci metterebbe in rete anche con l'aeroporto di Birgi, che è un aeroporto molto servito anche dai turisti che arrivano nella nostra provincia. Stiamo facendo un lavoro, stiamo facendo quadrato tra di noi, speriamo che questa occasione dei recovery veda la Sicilia protagonista e la provincia di Agrigento non può rimanerne fuori. Anche qui ad Agrigento, sul Livatino, oggi una bella manifestazione, insomma Agrigento ha dato un ottimo esempio con la beatificazione di oggi. Devo dire, mi sono molto commossa in chiesa, perché io ho fatto lo stesso liceo del Beato Livatino con i suoi stessi docenti, e lui in quegli anni veniva a farci delle lezioni di legalità. Quando è stato ucciso così barbaramente dalla mafia, per me è stato un grande turbamento, ed è stato il primo contatto con quello che è veramente la mafia, che è proprio lo schifo che massacra i nostri migliori uomini e la nostra economia. La beatificazione di oggi rende un eroe dello Stato anche un martire di Cristo, e questo è un momento importante per la nostra provincia e per la nostra comunità.